9 giugno 1933. A New York, Primo Carnera batte Jack Sharkey e assicura per la prima volta all'Italia un titolo di campione mondiale dei pesi massimi. His father and 1,000 and more of his countrymen hailed a conquering hero here on his arrival at Genoa, on his first trip back to his native land after winning the heavyweight championship. New York, 14th of June, 1934. Oh, good right hand from Bear. And he's gone. Carnera's all over the place again. It was the first right hand which did the damage. Referee Arthur Donovan holding Bear back. And Carnera in all sorts of problems. The cornermen think they think the round's been stopped, but the action goes on. And Carnera wrestled to the ground. That's not a genuine knockdown, but he's on wobbly legs. And Bear again is looking to take out the big man, and this time it is a genuine knockdown. 16 seconds, the 11th round, the winner, no champion, Max Bear. Il pubblico grida primo e Carnera accoglie subito l'incitamento al primo. Si lavora a dosi massicce su questo ring. Sebbene gli avversari non vadano per il stile nell'avvinghiarsi e nell'assestarsi i colpi, questo non è il violento catch americano con le botte e gli sgambetti a rimpazzata. È regolare lotta libera olimpiaca, controllata da un arbitro italiano della specialità. Il 20 aprile 1967, Primo Carnera, gravemente ammalato di cirrosi epatica, torna in Italia con la moglie per morire nel suo paese. Caro Carnera, bentornato in Italia. Da quanti anni mancava dall'Italia? Io mancavo da 6 anni. 6 anni? Sì. Lei è contento di tornare a Sequals? C'ha dei parenti ancora a Sequals? Sì. Chi c'è su che l'aspetta? Sai, mio zio, i cugini. E quindi si troverà bene nell'aria? E poi tanti amici, là. Carnera morirà 34 anni dopo, nello stesso giorno del suo trionfo,
il 29 giugno 1967 nella sua sequence, fra le braccia della moglie e dei figli.